Leggere cinema è un progetto che ha coinvolto in maniera straordinaria gli studenti dell'Istituto Comprensivo della Cavour e gli studenti del Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli e Carmelo Salanitro. È un progetto che abbiamo ideato noi del Liceo Cutelli e Salanitro insieme a Skylight e al regista di cui adesso poi loro stessi vi racconteranno. È un progetto che non nasce dal nulla, perché questa arena straordinaria in cui noi oggi ci troviamo è un'arena che è nata per puro caso, perché da un ambiente poco accogliente come questa zona che si affacciava nella via Verona, ho pensato di introdurre qualcosa che potesse ricevere finanziamenti dalla Regione. Così è stato. Siamo riusciti quindi a ripensare questo spazio e per una vocazione particolare che probabilmente io mi ritrovo, non so, l'abbiamo immaginata come arena. Poi è venuta fuori la parete floreale e poi sono comparsi Alfio D'Agata e Fabio Fagone e passo la parola a loro. Sì, un progetto che nasce da lontano, molto articolato, che vede appunto la collaborazione di diversi istituti, capofila il Cutelli. Io per questioni di lavoro spesso sto fuori, comunque vivo fuori. Quando mi chiamano su progetti catanesi ovviamente c'è il richiamo della terra. È nata una storia, una sceneggiatura, un soggetto, un'elaborazione di tutto quanto il progetto a tema green. Piano piano poi si è costruito finalmente un team di lavoro. Ho coinvolto, credo, le migliori maestranze che ci siano sul territorio e poi insomma è venuto fuori, come si suol dire, un bel lavoro che alla fine vale per i ragazzi, per quello che mostrano, per quello che sanno fare, con una tematica importante come quella green, grazie alla collaborazione di una produzione come Skylight Italia. Salve, sì, Skylight Italia è una casa di produzione siciliana, catanese in particolare. Noi ci occupiamo di documentari e di video aziendali e in questo caso collaboriamo da parecchi anni con Alfio. Il fatto di poter partecipare a progetti del genere ci fa molto piacere, perché comunque diamo un supporto reale e aiutiamo i ragazzi anche a conoscere l'industria cinematografica da dentro, non solamente come spettatore ma proprio come lavoratore, perché i ragazzi hanno partecipato attivamente in tutte le fasi della produzione di questo cortometraggio e quindi hanno potuto tastare con mano quello che significa lavorare nel cinema e con il cinema.